le persone interessate, quindi come si suol dire, mi precipito, tra virgolette, a mettere questo link nei vari gruppi che mi permettono di dare questa possibilità e intanto aspetto le persone che vogliono fare le domande. Per le domande sapete già nome e data di nascita. Intanto vediamo un po' dove mettere questo link. Vediamo un po' dove siamo. Aspettate che intanto che aspetto le persone che fanno le domande posiziono, vediamo un po' dove, vediamo, eccolo qua. Guarda, condividiamolo con tutti intanto. Bene, Annalisa, brava. Intanto aspettiamo un attimino che lo condivido con tutti i miei amici, nei gruppi. Mi ha fatto bene fare questa domandina, dammi il tempo di posizionarlo. Voilà, ci vuole un attimino. Casti, e dopo partiamo con le domandine. Vi ricordo anche che abbiamo due gruppi, il gruppo delle caste sacerdotali e il gruppo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Vediamo un po'. Qua. Questo. Fate pure le domande se volete, nome, data di nascita. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 nel canale di Ildegarda su YouTube ci sarà lei, che è bravissima. E poi sapete che anche lunedì sera. Voilà. Posizioniamo. Ecco, con calma, vediamo un po'. Ci siamo quasi, amici, Guardate un po' dove ho sbagliato gruppo. Un attimino ancora, intanto aspettiamo i nostri amici che arrivano. Guarda, ecco, qui fra un po' ci siamo, e iniziamo con le sibille interattive gratuite. Datemi ancora un attimino. Perfetto, bene, dai, vediamo un po'. Allora, Marisa, ciao Marisa. Vediamo un po', però il problema è che non so, ecco, voilà, ecco qua, vediamo la prima domandina della nostra amicizia. Anna 76 vicina, Stefano 65, 17 maggio 65, Anna del 28 6 70. La domanda alla nostra amicizia è se si avvicina. Vediamo un po'. Voilà. Vediamo un po' se questo nostra amicizia Stefano si avvicina alla nostra amicizia Anna. Sibille, a me quando escono così dà sempre speranza, Vediamo un po' cosa ci dicono queste sibille per la nostra Anna e lo Stefano. Vi ricordo anche che se volete un consulto professionale sono 20 euro per anticipo. Il taglio, vedete, il taglio è molto 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 buono perché Anna ci fa capire che tu hai dei bellissimi ricordi di questo signore, questo Stefano, e sembra quasi una persona che conosci già, sembra quasi una persona che già amato, e speri potentemente in un ritorno, sei molto propensa, sei molto, come si dice, desiderosa di un ritorno, quindi il taglio è estremamente positivo, c'è energia positiva, vibrazioni positive. Vediamo un po' se si avvicina. Sembra comunque che ci sia già qualcosa. Vediamo, buone energie però. Allora, Anna, nostra amica Anna, chiede di Stefano se si avvicina, però vediamo il passato. Il passato
tu hai superato varie prove, Anna, hai superato varie prove e vedo che c'era anche della tenerezza, ma poi si è raffreddata un po' la cosa. Il blocco è dovuto molto probabilmente principalmente a una donna giovane, potrebbe essere una figlia, potrebbe essere una nuova entrata, una new entry, però diciamo che nel passato c'è stato qualcosa, almeno da parte tua, poi un blocco, ed sei una donna forte tu Anna, questo blocco qui è dovuto molto probabilmente all'entrata in scena di una figura estremamente giovane, che ha bloccato tutto. E questa è la linea passato. La linea presente, vedo che tu in questo momento sei molto malinconica, molto giù di morale. Molto probabilmente c'è stato qualcosa, ci sarebbe potuto stare qualcosa di importante, o per un viaggio o per un cambiamento improvviso, ma vedo qui una figura giovane, una figura di una donna giovane che è entrata nella tua vita e ha bloccato tutto. Ha bloccato tutto e c'è stato proprio un cambiamento forte che ti fa star male, Anna. Nel futuro io vedo che qualcuno spia, o tu spii lui, o lui spia te, ma vedo che nel futuro tu resterai molto male, probabilmente andrai in un periodo difficile della tua vita, con delle malattie, vedi? Malato, proprio per questa situazione. Poi vedo che ci sarà un colpo strategico e non so se lui si avvicina per questioni materiali, però vedo che tu ti impegnerai molto ancora per poter fare in modo che lui si avvicini. Comunque adesso la situazione è estremamente è bloccata e vedo che appunto qualcuno spia, o tu spii lui spia te, però vedo che c'è qualcosa che non funziona nel futuro prossimo. Poi sembra che qualcosa si apra perché a livello strategico o lui avrà bisogno di te materialmente o vede che tu sei una donna che si dà in modo importante e lo può aiutare, no? Però qui è una questione strategica. Vediamo un po' Anna il finale che conta. Vedi, lui cercherà di essere, secondo me, diciamo che cercherà di essere, tra virgolette, simpatico, di avvicinarsi, però vedo che non sono cose dattate dal cuore, ma opportunismo, e stai attenta perché ci potrebbe essere, o lui vuole tenerti come amica, o ci potrebbero essere delle, non dico amicizie che vorrebbero mettersi di mezzo, perché vedi questa amica qui può essere interpretata come o lui ti vuole tenere come amica, ma non credo, perché vedi ci sono queste due carte che lui a un certo punto, vedi Anna, questo militare non si capisce se lui è un militare oppure se lui per questioni economiche vede che tu ti attivi, no? O viceversa tu per questioni economiche ti attivi sempre di più, però io vedo che lui, no, cercherà di avvicinarsi a te, però in modo che non è tanto leale, delle cose che non sono vere, e poi entra in scena un'amica che o vi ascolterà o cercherà di aiutarvi, oppure no, sarà questa qui, vedi, potrebbe essere anche una persona che si mette in mezzo, o lui ti vuole tenere come amica. Io, non conoscendo bene la situazione, Sibille non me la sento di dire che torna, perché c'è una situazione qua estremamente difficile, che tu nel prossimo futuro piangerai molto e non sarai felice, anzi ti abbatterai moralmente, proprio perché non c'è questo ritorno, perché c'è un cambiamento forte di visione. Diciamo che lui cambia idea e tu stai molto male. Andiamo avanti. Tanto saluto la Marisa, la Uda, ma mi scrive in francese, la Laura e la Roxy, la Roxana. Rispondiamo alla Marisa. Vorrei sapere se prendere in gestione dei... Un po' dove è andata a finire perché mi è sfuggita. Vorrei sapere se prendo in gestione dei terreni che hanno una residenza in campagna. Allora, 20 del 68. Allora, la Marisa chiede se
crearsi in campagna qualcosa. Vediamo un po' se la Marisa mi conviene andare in campagna. Ok, amici, vi ricordo che questa sera alle 21:30 il The Guard su YouTube nel suo canale. Vediamo un po', cari amici. Ma è un taglio un po' difficile da interpretare, perché si vede o tu vuoi fare questo perché hai dei dispiaceri, oppure la domanda fa capire che ci sono delle situazioni difficili. Se tu dovessi intraprendere questa strada, vedi, forse qualcuno te l'ha consigliato, te l'ha anelato, però vedi, ci sono delle lacrime, ci sono dei problemi che non conosci ancora. Potrebbero arrivare delle brutte notizie, ma andiamo in dettaglio e vediamo bene cosa ci dice la nostra amica Marisa, vedere se prendere il terreno in campagna è una soluzione. Vediamo un po'. Ma guarda, Marisa, tu hai parlato con tanti amici nel tuo cerchio di amicizia, qua si vede, e sembra che l'affare è buono e ci stai pensando su da no, perché vedi che l'affare potrebbe essere interessante. E da lontano stai aspettando qualcosa, un ok. Cioè, nel passato vedo che hai lavorato nella giusta direzione, hai parlato, qualcuno ti ha convinto che potrebbe essere qualcosa di interessante. Nel presente vedo che sembra sfuggirti questa occasione qua, no? Perché vedi, la casa c'è, però vedi, sembra quasi che non si debba fare, perché c'è disgrazia, quindi attenzione a fare passi più lunghi della gamba, o anche, sai, la salute, tante situazioni che non si conoscono bene in campagna. Poi nel futuro vedo che ti metterai in azione, sarai sorretta magari anche da altre persone, cercheranno di aiutarti, qualcuno che torna dal passato che ti vuole aiutare. Poi però c'è un cambiamento e ci saranno dei pensieri che non conosci ancora. Poi, se tu dovessi prendere questo terreno, vedi, ci sarà gente che ti dirà tutto e il contrario di tutto, vedi questa carta qua, per l'affare, e l'affare sembra andarsene via, morire, avere dei rimpianti di aver fatto questa azione. E poi vedo anche dei rimpianti per dei problemi vecchi, no? Quindi le sibille cosa ci stanno dicendo in questo caso qua? Fra un po' questo sogno qui se ne andrà, no? Se ne andrà, sebbene nel passato hai avuto un bel sogno, gente che te ne ha parlato bene al tuo cerchio di amicizie, sembrava quasi un affare, e da lontano stai aspettando qualcuno che ti aiuti o ti dia una mano. Il premio c'è, però se ne andrà. Tu ti attiverai ancora, no? Ti attiverai ancora nel futuro prossimo e sarai anche aiutata. Potrebbe tornare nella tua vita qualcuno che potrebbe darti una mano, ma ci sarà un cambiamento e ti faranno arrivare pensieri nuovi, perché ci sarà gente che ti dirà tutto il contrario di tutto sull'acquisto, e praticamente ci saranno dei problemi, no? Che dovresti affrontare, e purtroppo questi problemi, vedi, la vecchia signora è sempre una carta di stabilità, però il problema è che stabilità sul fatto che questi problemi saranno persistenti, quindi le sibille ci indicano che è meglio che questo progetto per il momento, no, è massimo un anno, lo accantoni, tra virgolette. Il passato sicuramente l'idea era buona, ma poi come si sviluppa nel futuro ci sono più ombre che luci, e quindi le sibille ci indicano che è meglio per il momento soprassedere, cioè un attimino aspettare, perché ci saranno delle problematiche in futuro, anche se sembra che poi si sviluppi in positivo, che ti farà sembrare quasi un funerale l'acquisto. Andiamo avanti. Questo qui mi scrive in francese, io faccio francese a scuola, però userò il traduttore di Google per in un certo senso rispondere. Quindi andiamo a vedere le traduzioni. Poteva usarlo lei il traduttore, lo userò io. Aspettate un attimino, cari amici.
un po'. Mhm. Allora, Ayet quest'anno è 63. Allora, ho capito. Prego Marisa, prego. Intanto saluto Sonia, no, che si è unita, e Cinzia. Vediamo un po'. Uda Uda chiede che cosa... Ayete, Uda, ma tu mi devi scrivere il tuo nome, scusa, la tua data di nascita, perché questo qui, Ayete, che penso sia una persona, è del 63, ma io non vedo la tua data di nascita, quindi Uda Uda, scrivimi la tua data di nascita o di lui. Andiamo avanti. Laura Angelini, mi devi scrivere la tua data di nascita, perché si vede che sono nuova. Chiunque vuol fare domande a Marietto, come vedete tutti gli altri, devono scrivere la data di nascita così che io mi aggancio almeno a qualcosa e fare una domanda che abbia un senso, no? Perché magari uno, il direttore di banca, mi scrive che cosa riserva la situazione economica e mi escono delle carte che non riesco a inquadrare perché sembra quasi che debba crollare il mondo addosso, e invece se il direttore di banca magari le carte vogliono dire totalmente un'altra cosa. Ecco, la Laura Angelini mi mette le 72. Allora Laura, una domandina: stai lavorando, sei disoccupata, devi darmi un indizio, perché se no si vede che sono nuove delle sibille Marietto, cioè voi dovete mettermi in panni che escono delle sibille che se non loro si agganciano sicuramente alla scena energetica vostra, ma io non sapendo niente non riesco a capire cosa mi stiano dicendo, no? Ma allora, attualmente lavori, sei disoccupata? Allora, vediamo un po' se la tua situazione economica migliorerà. Laura Angelini, Poi aspettiamo Uda Uda che scriva almeno una data o sua di lui, perché io già mi scrivo in francese. Se la tua situazione economica in futuro migliorerà. Bene. E poi aspettiamo Uda Uda che vuole scrivere. Vediamo un po' dalla nostra amica Laura. Le sibille dicono che ti dai da fare, che sei una persona, come si dice, attiva, che non si arrende facilmente, perché la figura del domestico è sempre una figura di una persona propositiva, benevola, positiva, sempre una carta positiva. E bambino è sempre una carta di crescita, di semplicità, di candore. Quindi sotto il lato profilo si vede che c'è qualcosa che sta bollendo sotto la pentola, che è tutta roba positiva, è tutta energia positiva. Vediamo un po'. Sì. E vedo che qualcuno ti ha fatto lo sgambetto. Ma adesso, non conoscendo niente di Laura, vediamo se è scritto se lavora o questo, vediamo un po'. Lavoro. Allora, vediamo un po'. Sì, perché qua si vede che c'è qualcuno che lavora, però per essere sicuro. Allora, io vedo che tu sei una persona che ha lavorato molto per raggiungere degli obiettivi e per questi obiettivi qui sono sfuggiti di mano. Proprio perché qualcuno te le ha rubate, potrebbe essere un collega di lavoro o qualcuno che di nascosto ti ha colpito. E infatti ti vedo molto malinconica. Quindi tu hai lavorato molto per raggiungere degli obiettivi, poi questi obiettivi qui tu hai scosso l'albero e le mele se le sono prese qualcun altro. Nel presente vedo che ci sarebbe potuta essere un'occasione nuova, però è stata bloccata, vedi, nel presente. E un colpo di fortuna può arrivare per via che sei aiutata da qualcuno. Nel futuro tu sei una donna forte, vincerai su questa situazione che qualche novità nuova viene bloccata, no? Vincerai e ti darai da fare. Non so se questa donna sposata potresti essere tu o potrebbe essere qualcun altro, comunque vedo che
ci sarà anche un contratto nuovo per te, qualcosa di nuovo, un patto nuovo nel tuo posto di lavoro e vedo del denaro che arrivi. Quindi sembra che la situazione sia in crescita, estremamente in crescita. Vedo che nel posto di lavoro il contratto arriva, o un contratto o un miglioramento salariale. Adesso sembra bloccata la situazione, però qualcuno ti aiuterà e vedo che sei una donna forte. Il finale com'è? L'aumento ci sarà, però dovrai lottare e forse non è esattamente quello che ti aspetti tu. Non so se devi andare per questioni legali, però sarai aiutato da una persona che ti vorrà bene. Comunque dovrai lottare ancora. Il contratto ci sarà, avrai qualche rimpianto dopo la lotta e non so se è una questione legale o giuridica, però vedo che sarai aiutato da una persona che ti vorrà bene. Quindi penso che nel futuro, entro 6-9 mesi, massimo un anno, la situazione economica dovrebbe migliorare in modo importante. Mi raccomando, questa sera, a chi non riesco a rispondere, alle sibille interattive di Hildegarda. Nel suo canale, se non conoscete Hildegarda, basta che digitate Hildegarda su YouTube e alle 21:30 ci sarà Hildegarda, che è una delle migliori sibilliologhe italiane. Bene, andiamo avanti. Vediamo se Udi ha scritto la sua data di nascita. No, saluto intanto Lorna. Bene, andiamo avanti. Quindi Laura, sì, si dovrebbe migliorare un po' la tua situazione economica, non subito ma nel futuro, e sarai aiutata anche da una persona che ti vorrà bene. Roxana, sono Roxana e voglio sapere se mi sta ancora pensando un uomo, Andrei. Roxana, anche te, data di nascita, se no Marietto non dici niente, perché se no sembra un Luna Park. Quindi ricordatevi sempre, quando volete contattare Marietto, nome e data di nascita e poi un senso compiuto. Roxana l'ha scritto. Allora, Roxana dell'85 e Andrei del 71. Vediamo un po'. Allora, Roxana vuoi sapere se Andrei ti sta pensando? Roxana è del 85 e Andrei è del 71, giovanissimi, Va bene un po', Roxana, Andrei. Vediamo un po', cari amici, se volete anche un consulto professionale, 20 euro 45 minuti, contattate o Hildegarda o Marietto Veneziano. Voilà. Vedo che stai pensando a un ritorno, vedi? Sei una donna forte, vedo Roxana che lo stai proprio pensando in modo forte e speri, e c'è la possibilità di un ritorno, c'è la possibilità che questo Andrei si faccia vivo. Sono delle bellissime carte, buona energia. Vediamo un po'. Ma guarda, nel passato il taglio era buono, vedo che lui, c'è stata molta amarezza, Roxana, vedo che c'è stata molta amarezza dovuta a lui. Vedo che c'è stato un intervento anche di qualcuna che ha cercato però di bloccarvi. Vedo che lui fondamentalmente ha tentato di ricucire. Però vedo che c'è una nemica, Roxana. Stavo leggendo la Laura che appunto dice che in passato ha visto le sigle. Vedo che c'è una nemica, Roxana, vedi questa carta, stai attenta perché lui vorrebbe, ma c'è una nemica che vi ha colpito. O lui ha una figlia, o c'è una donna giovane che si è messa in mezzo e lui sta pensando a te, vede che sei una donna molto di qualità, di stile, lui ti anela, ti pensa sempre, non è che ti sta pensando un po'. Si sta proprio pensando. Adesso però vediamo un po' il futuro. Il futuro, io penso che voi ritornerete a avere un colloquio, no?
e ci sarà qualcosa di serio, ma non so se è per questioni, perché vedi, mi lascia un po', questo Andrei mi lascia un po', non so se è più una questione di interessi materiali o di interessi sentimentali, però io lo vedo un ritorno di conversazione, sebbene adesso c'è stata in mezzo una donna che un po' vi ha distrutto questa possibilità di incontrarvi. Lui ci pensa in modo importante e nel futuro prossimo dovrebbe riesserci un riavvicinamento. Poi però io vedi, il militare è sempre qualcuno strategico che ha dei segreti e vedo che ci sono altre donne. Quindi tu riceverai un messaggio che purtroppo io vedo che qui ci sarà un riavvicinamento molto materiale, cioè nel senso che ci sarà sicuramente qualcosa di sentimentale, ma più dovuto a questioni finanziarie molto probabilmente. Poi vedo che in modo segreto, vedete qua, questa è una carta che vuol dire che lui avrà o tu potresti avere anche altre amicizie, però visto che parliamo di lui dico che lui in segreto avrà altre amicizie, no? Quando voi vi ricongiungerete o avrete il nuovo contatto e avrai delle notizie che non ti piaceranno per niente, vedi? Lo vedrai andare via per gelosia e nasceranno situazioni che ti faranno piangere. Adesso io non dico che sta per nascere un bambino e poi piangerai per via di gelosia, però sono 4 carte che, a parte questa che sta a indicare che nasceranno veramente dei dispiaceri importanti, proprio perché verrai a sapere che lui avrà altre donne. Quindi ci sarà sicuramente un momento in cui Andrei ti penserà, ci sarà sicuramente un bel periodo di qualche insomma un po' di tempo, però dopo avrai delle notizie che ti faranno star male, quindi il consiglio a Marietto, stagli lontano perché sennò c'è solo soffrire. Intanto salutiamo anche Stefania e andiamo avanti. Roxana abbiamo risposto. Sonia, buonasera, potrei sapere per la nuova attività se andrà bene? Sonia del 73. Vediamo un po'. La nostra Sonia del 73 se vende casa come va, Vediamo un po', cari amici. Vediamo un po' se la nostra Sonia vediamo un po', Sonia se andrà bene la nuova attività. Bene. Vi ricordo, cari amici, questa sera 21:30 nel canale Hildegard su YouTube, se non conoscete Hildegard, perché magari non riesco a rispondere, basta che cercate su YouTube il nome Hildegard e vi iscrivete almeno 20 minuti prima di Sibilla se volete fare una domanda gratuita. Allora, vediamo un po'. Artista e donna in servizio. Allora, ti stai dando molto da fare per vendere la casa. Se hai delle trattative, o ci potrebbero essere delle trattative, ma attenta. Sono delle carte che partono bene, no? Ma vediamo un po' come va a finire. Adesso vedo dei blocchi, attenzione. E guarda, attenta, molto attenta, vediamo un po' il nome per riprendere bene la scenetica. Attenta perché Sonia per la nuova attività ci andrà bene. Attenta perché guarda, molto probabilmente ti sei dato molto da fare, un colpo di fortuna, magari hai anche un socio o qualcuno che ti vuole aiutare, però o un'amica, vedo che c'è qualcuno che ti vuole aiutare. Nel presente ci sarà un blocco, ci sarà un blocco per questa nuova attività, forse legale, o di una persona che ti vuole dare una mano, però vedo che ci sono dei blocchi importanti, quindi attenta per la nuova attività. Il problema cos'è? Che lo supererai, no? E sarai sempre speranzosa. Non so se una tua amica ti aiuterà a livello finanziario o ci saranno qualche nuove cose per un contratto. Comunque l'attività sembra che prenda, come si dice, il là, no? Però sembra, perché vedi, dobbiamo guardare
Sonia, nuova attività, vedi, tu hai dei bei progetti, però a livello finanziario ci saranno dei blocchi. Quindi dei blocchi importanti, vedi? Queste carte qui ci indicano blocchi, gente che nervosismo, l'attività proprio, qui stiamo parlando proprio di attività, cioè hai dei bellissimi sogni, però che nella tua attività avranno dei blocchi importanti. Quindi magari riuscirai a aprire, adesso ci saranno dei blocchi fra un po', riuscirai a aprire perché sarai magari anche aiutato da un'amica o dovrai investire nuovi soldi, insomma qualcosa sembra che si muova, però l'attività in sé quando partirà avrà dei problemi importanti. E quindi secondo me dovresti ancora aspettare un po' per la tua attività, un pochettino sì, perché purtroppo ci saranno delle problematiche che oggi non conosciamo ancora. Comunque in questo periodo dovreste arrivare a un blocco, poi riparte, forse sarai aiutata anche da qualcuna più giovane, però dopo ci saranno ancora dei blocchi che non conosciamo bene, anche perché non conosco bene la tua situazione. Cinzia, vediamo se si è aggiunto qualcuno. La Roxy dice grazie, grazie. Sonia, quindi Sonia adagio, non buttiamoci nel così, perché sennò va a finire che poi. Allora. Vediamo un po'. Cinzia, ciao, vendo casa. La nostra Cinzia chiede se vende casa. Del 1950, la Cinzia chiede se vende la casa. Vediamo un po'. La nostra Cinzia vende la casa. Vedo che Cinzia, vedo che ci sono delle comunicazioni, delle informazioni che ti rattristano, che dei rimpianti, c'è qualcosa che ti fa sentire sola. Vedo che questa casa qua diventa quasi più un peso che questa situazione è pesante, è una situazione quasi come un funerale, direi, quasi, ci sono delle vibrazioni di solitudine, hai avuto delle notizie che non sono sicuramente positive, però vediamo, vendere casa, se fai bene, fai male. Sei una donna fiduciosa, ma guarda, nel passato qualche amica ti ha dato dei buoni aiuti, poi, cioè aiuti nel senso consigli, poi vedo che c'è stato un momento di perdita di soldi, di abbattimento, anche di malattia forse. E vedo che o una donna più anziana ti ha consigliato, però diciamo sulla vendita della casa sicuramente pesano anche queste situazioni. Nel presente sembra quasi che tu sei speranzosa, hai avuto forse delle informazioni di questo affare di vendere la casa e molto probabilmente è un acquisto che viene da lontano, non da vicino, no? Però attenzione perché il futuro com'è? Io vedo che vendere la casa c'è un uomo che sembra un gran signore, che però è tra l'altro orgoglioso, ma dirà delle cose che non sono vere. Quindi tu aspetterai ancora fiducioso di vendere la casa perché c'è sto qui, però c'è un blocco, cercherai di mettere a posto le cose, no? E vediamo un po' al finale se vendere la casa è buono o meno buono, se ci riuscirai. Vedi nemica, amore, cantastorie, cioè sembra quasi che ci siano delle situazioni che indicano che stai attenta, perché nel futuro se arriva uno che sembra un gran signore, stai attenta perché è un emerito bugiardo. Infatti vedi, qua c'è la carta della morte che indica che quello che dice preceduto da bugie, orgoglio. Poi cercherai di rimettere a posto le cose, magari con un avvocato, per il notaio, però sarai attaccato da una persona, una donna, che cercherà di frenare questo affare. Teoricamente le ultime tre carte sono estremamente positive, no?
però prima di riuscire a vendere la casa sicuramente devi attendere, e sicuramente lo venderei a uno più giovane di te, una persona più giovane, ma non a una persona che sembra che arrivi, dice tante belle cose, ma poi alla fine non si conclude nulla. Quindi attenta, per vendere sì, ma ci vorrà un pochettino di tempo. Bene, vediamo un po' se sta aggiunto qualcuno. No, niente. Andiamo avanti. No, sì, Daniela. Ciao Daniela Pierrone e Stefania di Sarno. Allora, vediamo un po' dopo la Cinzia chi c'è. Penso che è Lorna. E perché qui gira, continua ad andare avanti. Vediamo un po'. Un po', sì, 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 sì. E Lorna. Lorna Piazzini, buonasera, vorrei sapere se ci sarà un nuovo compagno. E Lorna è del 65. Lorna chiede se ci sarà un nuovo compagno per lei. Ricordo che questa sera 21:30 il The Guard su YouTube per le sibili interattive gratuite. Lorna del 65. Vediamo un po'. Un nuovo compagno. Attualmente la situazione sembra un po' difficile perché tutte le persone che si sono avvicinate a te erano un po' claudicanti, un pochettino deboli, un pochettino non era un vero premio, erano delle persone che era meglio perdere che trovare. Vediamo un po'. Allora, io vedo qua che la situazione in passato, c'è stata una donna che cioè tu sei ritornato assieme a una persona con cui hai avuto sicuramente dei rapporti importanti, però del passato, però c'è stato l'attacco di una donna che vi ha messo bastone fra le ruote. Nel presente vedo che c'è un uomo che non è proprio vicino, non abita vicino a te, che spera molto in te perché vede che sei una donna che vale molto. Poi nel futuro io vedo che ci sarà sicuramente qualcosa di clandestino e segreto con un uomo importante, un uomo che fondamentalmente ti vorrà bene, no? Ti vorrà bene e sarà anche molto probabilmente benestante e passerete dei bei periodi, però tu sarai malinconica perché mi sa che è un uomo che vorrà vivere questa situazione, questa relazione in clandestinità. E quindi come va a finire? Va a finire che creerà delle gelosie, poi ne incontrerai uno giovane, fresco, che ti, come si suol dire, ti farà sognare, però molto probabilmente qui è ancora in attesa, no? Perché ti vedo che lo stai aspettando, lui ci sarà. Quindi io cosa posso dirti? Le sibille mi stanno a indicare che sì, qui in questo fra un po' conoscerai o avrai una relazione clandestina, un uomo molto importante, anche benestante, che starai bene, però vedi, non concluderai mai, non vorrai mai uscire allo scoperto e quindi resterai gelosa. Poi dopo incontrerai qualcuno di giovane e lì il tuo cuore ancora sarà bello felice e lo aspetterai. Quindi io direi di sì, incontrerai delle persone, però quest'uomo più grande di te vorrà vivere solamente l'attimo sfuggente, ma non qualcosa di concreto, come si dice, alla luce del sole. Bene, andiamo avanti. Stefania. La nostra Stefania 72 vuole sapere se troverà un compagno. E Lonna, purtroppo questo signore qui vorrà fare le cose in modo segreto. Sarà anche una persona importante che ti vorrà bene, ma e ti lascia, e tu appunto giustamente, come dici te, non ti interessa. Però lui cercherà di andare in quella direzione nel futuro prossimo.
Andiamo avanti, la nostra, vediamo un po', Stefania. La nostra Stefania chiede, si troverà un compagno. Scusate. Allora, si troverà un compagno, Voilà. Allora, qui le sibille dicono che sei una donna vincente, una donna che ha superato vari ostacoli nella vita, e vedo che c'è un uomo che sta pensando a te. Queste sono sibille che c'è uno che vede le tue qualità e pensa a te. Quindi c'è già qualcuno molto in mente, perché vede che sei una donna che ha del potenziale, è importante per lui. Vediamo un po'. Andiamo avanti, scusate. Allora, vediamo se c'è un nuovo compagno, vediamo un po', scusate che devo un po' sintonizzarmi sulla... Sì. Allora, la nostra Stefania, vediamo un po'. Allora, nel passato, Stefania, sembra che tu aspettavi qualcuno, qualcosa, e poi è arrivato un messaggio, molto probabilmente c'è stato un ritorno di una persona che tu già conoscevi, e lui ti pensa sempre, questa persona ti pensa. Però nella linea del presente io vedo che c'è qualcuno che vuole rubare la tua felicità, vedo che tu ti dai molto da fare, no? Magari in segreto, ma non sembra che queste ti manchino le conoscenze, le amicizie, diciamo così, il flirt, no? Però nel passato appunto tu stavi aspettando questa persona che deve essere arrivata, però non so se lui non è stato abbastanza concreto o tu lo stai idealizzando, però vedo che o ti è stato rubato con la forza, con magia o viceversa, però io vedo che nella linea presente c'è qualcosa che o tu non sai, no? O lui non ti ha detto, però vedo che tu ti dai molto da fare e hai sicuramente più di una persona che pensa a te. Però molti magari dietro le quinte vorrebbero magari esporsi. Nel futuro io vedo che ci sarà un uomo importante nella tua vita, no? Anche molto, che ti vorrà molto bene, e molto probabilmente, io non so se tu hai figli, ma vorrebbe molto probabilmente anche fare qualcosa di serio. Poi cosa succederà con quest'uomo qua? Avrete dei messaggi, no? Non so se lui vorrà tenerti come amica o entrerà in scena un'amica da lontano. Comunque tu sicuramente avrai un uomo, conoscerai un uomo molto probabilmente, o già lui ti conosce, perché qui vedo che tu hai già delle conoscenze. Adesso bisogna però vedere, no? Se quest'uomo qui che è più grande di te lo conosci già o entra in scena e sembra quasi che lui voglia fare qualcosa di importante con te. Poi tu riceverai dei messaggi, delle conoscenze, forse da un'amica che vengono da lontano, e su quest'uomo magari o sulla vostra relazione, e qui viene un grande punto di domanda, perché il finale com'è? Fortuna, disgrazia, prigione e viaggio. Sembra quasi che la fortuna, dopo che una tua amica ti dice qualcosa su quest'uomo, delle conoscenze che molto probabilmente vengono da lontano, la fortuna giri e ci nasca di nuovo un blocco e un cambiamento. Quindi molto probabilmente fra un po', fra la tua cerchia di amicizie, tu conoscerai una persona importante che sembra che voglia fare sul serio, ma poi la cosa tramite delle conoscenze che verranno da lontano, no? O che sembrerà quasi che quello che lui dice non è abbastanza realistico, quindi la fortuna
viene frenata, imprigionata e ci sarà un cambiamento. Quindi se tra un po' tu conoscerai sicuramente un compagno che sembra molto motivato, ma poi un'amica ti dirà delle cose che in questo momento non sappiamo. Bene. Quindi Stefania troverai sì un compagno, è anche forte, poi dopo purtroppo avrai delle notizie che non ti piaceranno. Daniela, tornerà lui Daniela, ma devi scrivere anche il nome di lui, Daniela. Lui chi è? Potrebbe essere vicino in casa, il garzone, il macellaio, capisci? Cioè, quando fate il sibilo col Marietto Veneziano dovete sempre scrivere la data e il nome, la data di nascita e il nome di lui. Bene, cari amici, io penso di avere risposto a tutti, più o meno, chi chiaramente ha scritto sempre il nome e la data di nascita, e per chi invece non posso rispondere adesso perché chiudo, ho fatto 45 minuti, penso che siano più che sufficienti, vi invito questa sera nel canale di Degarda 21:30, se non sapete chi è Degarda cercatelo su YouTube e mi raccomando nome e data di nascita. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!